Giulio, io sono contento perché ho vinto, ma sono convinto che anche tu hai costruito una grandissima squadra e arriverai in alto e mi auguro insieme a noi. Ma grazie, purtroppo come dicevo prima anche ai giornali stai diventando, sì, sei un grande amico ma stai diventando una bestia nera perché ogni volta che ti incontro perdo sempre, però è chiaro, oggi condivido il fatto che è stata una bella partita, due squadre si sono affrontate in maniera tecnica con un gioco ben costruito da tutte e due le parti. Quello che viene fuori è che oggi Giuliano è più squadra rispetto a noi, è una squadra sicuramente che sotto un profilo mentale riesce a gestire i risultati direi in maniera eccellente e penso che questa sia una forza che caratterizzerà la squadra per tutto il corso del campionato. Noi speriamo insomma di riprenderci, certo che oggi insomma avevamo, dopo il primo tempo eravamo convinti di portare a casa quantomeno un pareggio, invece la partita è andata a finire insomma con un risultato a noi sfavorevole. Comunque complimenti al Giulianova, complimenti anche ai miei ragazzi e al mister che comunque hanno fatto un'ottima partita avendo di fronte una grande squadra, perché poi quando uno perde bisogna anche riconoscere i meriti dell'avversario.